Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart. Un evento in facoltà di ingegneria dedicato alla Ferrari, che è il simbolo dello stile italiano nel mondo. Sì, è dedicato alla Ferrari, dedicato allo stile, dedicato al design. Quello che oggi ci apprestiamo a sentire è in realtà un viaggio metaforicamente parlando, però appunto in quello che è il rapporto tra la costruzione e la realizzazione di un veicolo particolarmente potente, quale noi sappiamo essere le Ferrari, e l'applicazione dei canoni del design che non sempre sono compatibili. La problematica fondamentale che oggi noi andremo a trattare è quella del connubio, del rendere compatibili da un lato quelle che sono le esigenze e i vincoli dati dalla tecnica costruttiva, quindi stiamo parlando appunto di elementi fondamentalmente ingegneristici, e rendere compatibili questi elementi con la forma e quindi di conseguenza con lo stile e col design. Questo è l'oggetto del convegno che si terrà oggi. Ed è altrettanto bello che comunque in realtà il primo vero e proprio designer Ferrari, perché ricordiamoci che il centro stile Ferrari in realtà ha iniziato ad avere una esistenza reale, sostanziale, da quando è arrivato Flavio Manzoni. Quindi diciamo che è doppiamente importante la Sardegna da questo punto di vista. Io ritengo sia un eccellente risultato. La curiosità del telespettatore è questo mondo meraviglioso, unico, riconosciuto come Made in Italy a livello mondiale. Dal 2050 in poi, quando i carburanti non potranno più rifornire le macchine di un tempo, che cosa succederà? Ma io ritengo che la Ferrari si adeguerà. Ho visto tra l'altro che esiste un primo modello ibrido della Ferrari. Il motore può anche, diciamo, essere modificato. Speriamo che non venga portata alcuna modifica a quella che è la dedizione, a quella che è la capacità
di realizzare e di disegnare le autovetture con lo stile col quale vengono realizzate oggi. Comunque la riflessione finale è che la casa per questo convegno non poteva che essere la facoltà di ingegneria. Assolutamente sì, la facoltà di ingegneria, ma anche la facoltà di architettura, addirittura anche la facoltà di filosofia se vogliamo, perché c'è tutto un discorso, ma che sarebbe troppo lungo in questo momento, che lega anche le facoltà umanistiche, perché comunque ricordiamoci che il concetto del bello, il concetto di armonia e anche il concetto del messaggio, perché ricordiamoci sempre che quando si crea un'opera di design, in realtà il designer intende dare un messaggio, viene a porsi a realizzare un'attività logica che è quella proprio di dare un messaggio a quello che sarà l'utilizzatore finale. Siamo partiti in questo speciale dedicato alla Ferrari con il presidente Asi Frau, ma l'organizzatore dell'evento ha il compito delle conclusioni. Come ti è nata l'idea di organizzare un evento Ferrari che poi abbiamo visto ha battuto tutti i record di presenza nell'aula magna della facoltà di ingegneria e di architettura? Forse la soddisfazione più bella è quella. Portare tanta gente qui nel cuore dell'ingegneria dei giovani, trasmettere la cultura è sempre stato il mio obiettivo. Questo è nato 2 anni e mezzo fa, per caso, perché ho conosciuto un suo amico. Stavo organizzando il convegno sui 111 anni Alfa Romeo, tu eri presente, però lui, quando l'ho invitato a settembre, la sua segretaria ha gradito molto l'invito, mi ha detto la sua agenda è piena fino ad aprile, e lì ho capito che il personaggio era importante. E allora ho messo a calendario l'inizio dell'anno col club SCQ, l'abbiamo coinvolto all'inizio dell'anno, lo abbiamo coccolato, lui ha colto l'opportunità perché lui è un grande amante della Sardegna, è nato, quindi ha le radici come noi, quindi parliamo lo stesso linguaggio. È una persona straordinaria, in macchina adesso dall'aeroporto fin qui, abbiamo parlato di auto, abbiamo parlato di tutto. Abbiamo preso un caffè insieme, ancora non ci credo, comunque è una straordinaria occasione con la bellissima esposizione di auto antiche e moderne di far vedere che cosa fa la Ferrari, ma cosa fa quest'uomo, perché dai 12 anni che dirige il centro stile la Ferrari è uscita con oltre 50 modelli, ripeto, 50 modelli, bellissimo. Dal 1979 al 1984 è stato un primo della classe allo scientifico Enrico Fermi di Nuoro e da lì, dopo aver conseguito la laurea in architettura a Firenze, ha spiccato il volo verso il sogno Maranello. Si chiama Flavio Manzoni ed è il direttore generale del reparto design della Ferrari, a capo di un team di 120 grandi professionisti che progettano e realizzano la rossa del cavallino rampante. Da sottolineare che Manzoni tanti anni fa ha anche realizzato il logo della nostra emittente. Nell'aula magna della facoltà di ingegneria e architettura di Cagliari è stato accolto come una star, ospite d'onore dell'evento Ferrari promosso da Angelo Medis e dal circolo sardo Auto Moto d'Epoca. Comunque sono sempre stato un grande appassionato di auto da ragazzino, ho sempre disegnato, sempre sognato di fare questo mestiere, anche quando non sapevo come fare ad arrivare dalla Sardegna al continente, a questo mondo segreto, no, dei centri stile e delle case automobilistiche. L'opportunità della Ferrari è nata praticamente per caso, perché dopo 60 anni di storia, di connubio tra Ferrari e Pininfarina, si era aperta una possibilità di creare un centro stile in-house, quindi all'interno, e mi è stata affidata questo incarico che porto avanti appunto dal 2010, che mi ha consentito di creare un team di circa 120 persone che lavora su tutti i progetti Ferrari, dalle competizioni alle macchine GT, le Gran Turismo, e alle one-off e così via. 2 mesi fa è stato presentato in Sardegna un modello bellissimo della Ferrari Spider, sì, è stata scelta proprio l'isola, la zona di Teulada, sì, ed è un modello che non si faceva da tantissimi anni. Sì,
È un modello con cui abbiamo voluto tornare allo spirito delle Ferrari estremamente eleganti, raffinate, understated, insomma le famose 250 GT di una volta, che avevano una linea meravigliosa, pura, sofisticata, nonostante la meccanica da auto da corsa. Quindi abbiamo voluto ricreare questo spirito, abbiamo chiamato la dolce vita, il ritorno alla dolce vita, ed è una macchina fatta sostanzialmente di forme sinuose e di proporzioni perfette. Bentrovati e bentornati alla nostra rubrica Farmacia 2.0, una nuova rubrica che è dedicata alla scoperta del microcosmo della farmacia. Vi parleremo anche oggi di quelli che sono i servizi disponibili nelle farmacie di telemedicina, ma soprattutto la vicinanza, come sempre, alle esigenze delle persone. Bentrovati tutti voi. Stasera faremo un argomento molto interessante di cui non si parla tanto, che magari è anche poco conosciuto, che è la farmacovigilanza. Cosa vuol dire farmacovigilanza? Farmacovigilanza vuol dire che il farmacista o il medico devono raccogliere tutto quello che non è normale nell'assunzione di un farmaco, cioè il paziente che assume un farmaco ha degli effetti che sembrano effetti non normali, potrebbero essere del prurito improvviso, oppure la comparsa di puntini rossi, oppure fortissimi mal di testa, insomma degli effetti che non sono normali al paziente, cioè che dopo l'assunzione di questo farmaco compaiono questi effetti. E le cause provocano poi delle reazioni avverse? Queste sono le reazioni avverse che quindi in questo caso possono essere degli esantemi, del prurito, del mal di testa, dei vomiti, della diarrea ad esempio. Uno degli effetti avversi più comuni, ad esempio nell'assunzione del bioantibiotico, è l'effetto della diarrea, ecco perché magari si consiglia in quel momento di assumere dei fermenti lattici, quindi questo è. Oppure ci sono effetti avversi che non si conoscono, che non sono riportati nel foglietto illustrativo. Allora questo è un compito molto importante che il paziente segnala al farmacista o al medico, e il farmacista e il medico segnalano. Questo perché? Perché nella futura assunzione di questo farmaco dobbiamo capire se un effetto collaterale ha un effetto 1 su 100, 1 su 1000, 1 su 10.000, perché l'assunzione del farmaco deve comunque sempre considerare il rischio-beneficio. Se il rischio di avvenuta reazione avversa è più forte del beneficio del farmaco, il farmaco non si assume, naturalmente non si deve assumere. A chi vengono inviate le segnalazioni sotto questo punto di vista? Allora, le segnalazioni vengono inviate all'Istituto di Farmacovigilanza regionale, che poi segnala all'AIFA, che a sua volta segnala poi all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo proprio per avere una raccolta dati importante, non soltanto italiana ma nel mondo. E questo può essere fatto sia dal paziente in autonomia, entrando nel sito dell'AIFA, se magari è una persona giovane che può essere in grado di gestire la scheda di segnalazione, oppure semplicemente recarsi dal medico o dal farmacista per segnalare che cosa sta succedendo. E questo molte volte comporta anche l'interruzione della terapia se, come detto prima, il rischio e la reazione avversa è più forte del beneficio del farmaco. Quindi vigilare, ma soprattutto tenersi in mano al professionista della farmacia. Assolutamente sì, vigilare, stare molto attenti quando si assumono i farmaci, se ci si rende conto che si hanno degli effetti che non sono normali, e segnalare immediatamente sia al medico o al farmacista, perché, ripeto, molte volte è veramente necessario interrompere la terapia, e solo loro sono in grado di valutare se il paziente naturalmente può continuare o meno la terapia. Bene, grazie dottoressa Arru, sempre preziosi i suoi consigli e le sue informazioni. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie mille a voi, buona serata. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più. Il tempo passa in ogni direzione. Appuntamento a Oristano nell'aula magna dell'ex monastero del Carmine, oggi sede del Consorzio 1, l'Università degli Studi della città di Eleonora, per il concorso nazionale Montiferru 2023. Nel corso della cerimonia al Comune, che ha aderito da quest'anno all'Associazione Italiana Città dell'Olio, è stata consegnata la bandiera che sancisce la partecipazione al circuito nazionale. L'appuntamento è stato promosso dal Comitato Montiferru, a cui aderiscono la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, l'Unione dei Comuni del Montiferru Sinis, le agenzie regionali Agris e Laore, Slow Food Sardegna, l'Università di Cagliari e i comuni di Oristano e Seneghe. Per l'occasione è stato organizzato un convegno su produzioni olivicole, oleoturismo e prospettive di sviluppo per l'oristanese. Con le parole, ma la mia parola adesso è una sola. Libera. Buonasera, siamo a Oristano e vi presentiamo il Premio Nazionale Città dell'Olio. Andiamo a conoscere i protagonisti. Il prodotto d'eccellenza del nostro territorio è chiaramente un prodotto che va ad associarsi agli altri della nostra terra, come il riso, come la vernaccia. Quindi siamo felicissimi oggi veramente di essere qua per valorizzare questo prodotto e far sì naturalmente che possa essere un'eccellenza a livello chiaramente regionale, nazionale ma anche internazionale. Un evento che vede tanti protagonisti con una coesione che va in una direzione, la sardità. Sì, è chiaro che un prodotto come questo, che caratterizza naturalmente la nostra terra, ci consente naturalmente di promuovere al meglio, come detto poco fa, a livello nazionale e a livello internazionale. E siamo orgogliosi dei prodotti della nostra terra, in particolare l'oristanese, che fa proprio dell'agricoltura e comunque dei prodotti della terra un'eccellenza che noi vogliamo assolutamente premiare, valorizzare, divulgare, diffondere in maniera concreta
naturalmente per far crescere l'economia del nostro territorio. Vogliamo promuovere un prodotto che oggi più che mai è già conosciuto, è sovrano nelle nostre tavole, quindi a maggior ragione cercare di sensibilizzare tutta la filiera, ma anche la parte che riguarda la parte della ristorazione, perché oggi molti ristoratori ancora non fanno uso del buon olio di qualità, quindi è importante che nelle nostre tavole ci sia un prodotto così sovrano, così importante, che chiaramente dà identità al nostro territorio. Dal convegno per questo premio è emerso una grande coesione. Assolutamente sì, abbiamo voluto fare questo battesimo, quindi dell'adesione alla città dell'olio, attraverso un premio molto importante che è quello del Montiferru, che sicuramente esalta ancora di più questo prodotto attraverso anche una premiazione di produttori locali che meritano assolutamente grande visibilità. Per la Camera di Commercio è una ricorrenza pluriennale, siamo alla 29esima edizione e speriamo di arrivare tranquillamente alla 30esima edizione l'anno prossimo. E ci siamo abituati. Ecco, oggi la stiamo facendo a Chiodistano, cogliamo anche l'occasione del Self-Life per le premiazioni innanzitutto che vengono fatte a quegli olivicoltori che hanno un olio di un certo tipo selezionato, e poi ci saranno le premiazioni per chi è il migliore e così via andando. E poi in questa occasione insieme col Comune di Oristano abbiamo colto l'occasione, perché oggi il Comune di Oristano entra a far parte delle città dell'olio e perciò abbiamo fatto un'operazione comune, diciamo, ecco. Qui l'università è di tutti, è del territorio, è un'università del territorio, anzi diciamo che in certi ambienti è l'Università della Sardegna per determinate funzioni che ha. Qui c'è la facoltà di enologia, che è una facoltà unica che è in tutta la Sardegna, che è qua a Oristano. C'è una cosa che riguarda prettamente l'agricoltura. Oristano è agricoltura, ecco, è olio, cioè il Montiferru ormai è una zona particolarissima per l'olio, ma non da oggi, da sempre, però si sta espandendo sempre di più con delle qualità eccellenti. Oggi abbiamo degli oli che fanno veramente piacere perché sono oli che tengono anche nel tempo, perché l'olio è importante non solo che venga preso in quel momento, venga usato in quegli stessi o nelle settimane o nei mesi successivi, ma se dura anni è ancora meglio. Cioè l'olio oggi sta raggiungendo questi livelli, sia per le cultivar particolari che vengono fatte, sia per diciamo la raccolta, perché la raccolta è importantissima, perché qui viene raccolta la mattina e frantoiata la sera. Questo dà tutta la fragranza naturalmente al prodotto e fa sì che questo mantenga anche nel tempo, e mantiene proprio tantissimo, lo stiamo vedendo. Oggi evento Montiferru 2023 qui a Oristano, il ruolo di Slow Food Sardegna che è sempre fondamentale in questi contesti. Sì, Slow Food ha sempre avuto a cuore l'olivicoltura italiana di qualità e per questo ha creato diversi strumenti, quali per esempio la guida agli oli extravergini e il presidio degli olivi secolari. E in questa occasione Slow Food ha tenuto ad affiancare il Comune e a supportarlo per la partecipazione all'associazione Città dell'Olio, in quanto Oristano è una zona vocata olivicoltura. In tutta la Sardegna abbiamo 13 presidi Slow Food e 7 di questi sono nella zona di Oristano, quindi ci sembrava opportuno spingere il Comune a valorizzare queste produzioni degli olivi secolari che a noi sono tanto care. In una giornata di riferimento come questa del premio Montiferru 2003, l'oleoturismo è fondamentale, si va a incastonare in questo che è il progetto Sardegna.
Siamo molto felici dell'ingresso del Comune di Oristano nel nostro circuito nazionale, che oggi vanta 410 soci a livello nazionale e 43 soci a livello sardo. Oristano è un fiore all'occhiello perché ci permetterà di costruire un percorso virtuoso all'insegna della valorizzazione della cultura olivicola, una cultura millenaria, all'insegna soprattutto della promozione del nostro oro verde, che è appunto l'olio extravergine d'oliva, utilizzato non solo come condimento ma proprio come marcatore del cibo, e quindi nella massimizzazione del suo valore all'interno di una compagine che è quella oristanese, di cui andiamo veramente fieri. Il cappello del turismo si sposa con i prodotti tipici, dal vino al pane, l'olio. I percorsi come saranno? L'olio, come dicevo poc'anzi, deve conquistarsi la socialità. Al pari del vino, l'olio ha un significato importante da esprimere attraverso i segni, attraverso la sua cultura millenaria, ma deve conquistarsi questa socialità. Stiamo lavorando per questo, insieme coniugheremo insieme al Comune di Oristano bellezza, cultura millenaria e prodotti tipici. Questo è un modello che si può applicare in altre città, in altri territori? È un modello declinabile nelle diverse regioni italiane. Oggi la Sardegna è seconda a livello nazionale come appunto posizionamento nella promozione della cultura olivicola, quindi è chiaro che possiamo declinarlo in vari contesti, e sicuramente i premi a livello internazionale che stanno conquistando i nostri olivicoltori ci dimostrano che riusciamo ad andare fuori dalle nostre mura e fuori dal nostro mare, a portare alta la nostra bandiera olivicola. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Montiferru 2023, una 29esima edizione con i premi sull'olio, il ruolo dell'AORE. L'AORE è l'agenzia che si occupa dell'assistenza tecnica in agricoltura e l'AORE ha iniziato 29 anni fa a organizzare le prime piccole manifestazioni di olivicoltura insieme al concorso e a tutte le attività connesse a questa attività. Abbiamo iniziato tutti insieme, molto modestamente. L'AORE si occupa di assistenza tecnica in agricoltura, quindi seguiamo tutta la filiera olivicola, dall'impianto dell'oliveto sino alle tecniche di raccolta e post raccolta come molitura eccetera. Io mi permetto di dire che l'AORE è il braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura, perché sul territorio sviluppa tanta tecnica in tanti campi. Oggi ci saranno dei premiati, ma soprattutto ci sarà, si è visto la coesione che c'è tra tutti i comparti, che è fondamentale. È importantissimo, noi siamo il braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura, siamo
abbiamo una diffusione capillare nel territorio e soprattutto collaboriamo con le altre agenzie e con altri enti di ricerca. Noi non facciamo ricerca, ma facciamo trasferimento di tecnologia. Abbiamo iniziato una serie di ricerche su incroci e su semenzali originatesi spontaneamente nelle principali aree olivicole per selezionare le piante che offrono una maggiore resistenza al cambiamento climatico e quindi danno una risposta produttiva in termini di quantità di olive prodotte e in termini di rese a questi cambiamenti climatici che oramai stanno imponendo maggiore attenzione verso questi aspetti. Com'è lo stato di salute attuale dei nostri olivi? Diciamo che sulla nostra superficie, che dai dati Istat 2023 è intorno a 40.000 ettari, un 40% di olivetti, soprattutto quelli nelle aree più accidentate, quindi ad orografia più complessa, collinare o pedemontana, sono in abbandono. Questo a causa degli elevati costi delle cure culturali, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di potatura, la raccolta e le lavorazioni meccaniche che in contesti a grossa pendenza non possono essere attuati con macchine semoventi, ma devono essere attuate con agevolatrici e quindi con l'ausilio dell'uomo, ma con un grande intervento dell'uomo. E non sempre, anche a causa dell'aumento dell'età dei lavoratori, può essere eseguita tempestivamente nel modo opportuno. L'importanza dei premi, ma soprattutto l'importanza della cultura del buon cibo e in questo caso del buon olio. L'importanza dei premi è fondamentale. Noi siamo nati con il premio Montiferru del 2009, avevamo a malapena 5 ettari di oliveto. Da lì siamo partiti, siamo cresciuti tanto, abbiamo sfruttato la promozione di questi premi e oggi contiamo 62 ettari di olivetti con 14.000 piante e frantoio aziendale, che ci ha permesso di dare lavoro a tempo indeterminato a numerose unità operative. I premi sono la fine di un percorso, ma l'inizio di un altro. Sì, è l'inizio di un altro, infatti noi siamo molto orgogliosi di questo e ci teniamo tantissimo alla qualità, infatti non facciamo in tempo a prendere un premio che subito ne abbiamo un altro e che praticamente fa della nostra azienda, l'azienda Masoli Becciu, l'azienda più premiata della Sardegna e una delle più premiate d'Italia e al mondo. Oristano entra a far parte delle città dell'olio, quindi una nuova sfida. Sì, una sfida senz'altro importante. La Camera di Commercio ha stimolato la presenza delle amministrazioni comunali proprio perché l'economia dell'olio, soprattutto in una terra come l'oristanese, ha forte vocazione. Ricordo che anche il GAL ha dato proprio il nome Terras de Olia, proprio a testimonianza del fatto che la cultura dell'olivo è di grande importanza. La Camera di Commercio ormai da 39 anni organizza il premio Montiferru, quindi in questa circostanza l'ingresso del Comune di Oristano acquista ancora più valore. 39 edizioni di un premio che ha nel tempo consentito la promozione dell'olio, lo sviluppo delle imprese, l'affinamento delle politiche di marketing, il miglioramento di tutte quelle condizioni che consentono di vestire bene il prodotto, di migliorarne continuamente la qualità, valorizzando le cultivar tradizionali ma innovando. Quest'anno partecipano al premio 79 aziende, 79 etichette per 46 aziende. Si tratta di un grande successo e come sempre anche quest'anno c'è il premio Shelf Life, cioè si premia l'olio anche nel suo mantenimento nel tempo, quindi non è un premio all'olio nuovo, ma è un premio anche per il prodotto che viene degustato dopo 6 mesi, proprio per testimoniarne la permanenza nel tempo delle caratteristiche organolettiche che fanno dell'olio sardo un olio di grande qualità, molto apprezzato in tutti i mercati nazionali e internazionali. E in chiusura di questa giornata all'insegna delle città dell'olio, Oristano diventa città dell'olio, il presidente degli assaggi. Beh, è stato un qualcosa che è nata in collaborazione col Comune, ci fa molto piacere perché Oristano ha delle potenzialità anche sul campo olivicolo importanti, non per niente ci sono
diverse aziende che sono in presidio di Slow Food hanno avuto dei riconoscimenti anche nell'ambito del concorso Montiferru, ma soprattutto per il futuro, perché è una cultura che bisogna assolutamente promuovere, incentivare, avere nuovi oliveti, perché ormai il problema italiano, il problema sardo è la produzione. Noi riusciamo a fare produzioni eccellenti, no? Di altissima qualità, che non possiamo dire che nessuno ci può battere sotto quell'aspetto, possiamo essere alla pari ma non inferiori, però per fare qualità ci vuole anche grandi produzioni di prodotti, perché ovviamente se un'azienda vuole diversificare, e questo si può fare e si deve fare per la commercializzazione, bisogna avere diverse tipologie di prodotto, lavorare, raccogliere, lavorare le monocultivar. Poi si può anche, per la commercializzazione si possono fare i blend, però la raccolta va fatta assolutamente monocultivar, e questo, la potenzialità del territorio è grandissima, perché la Semidana è una varietà eccellente, che è profumatissima, se lavorata bene non ha rivali. Quindi dobbiamo assolutamente portare verso i produttori tutta la conoscenza, il concorso serve anche per questo, per stimolarli a raggiungere vette di qualità che non sono state mai raggiunte nel passato. Noi oggi produciamo, io lo dico sempre, produciamo l'olio in assoluto più buono di tutta la storia dell'olivicoltura, senza ombra di smentita, sia per le caratteristiche organolettiche che per le caratteristiche chimiche. Quindi dobbiamo lavorare molto sulla valorizzazione di questo prodotto, perché non è pagato. Anche se adesso dicono i prezzi sono altissimi, ma non sono altissimi, perché ci vuole ci vogliono tante risorse umane, finanziarie per produrre, e per produrre di qualità ancora di più. Quindi bisogna assolutamente cercare di valorizzarlo, perché non può essere venduto allo stesso prezzo, per dire, del vino, perché il vino si può pagare 50 euro e nessuno batte ciglio quando c'è l'alta qualità, e per l'olio, che una bottiglia di vino in un pasto si consuma, una bottiglia di olio di mezzo litro dura una settimana, quindi perché diciamo che costa troppo? No, non costa niente rispetto al servizio che ci dà l'olio. Poi ecco, bisogna incentivare la cultura, ma soprattutto nel consumatore, che deve essere portato a capire veramente la qualità. Oggi non la capisce. Oggi è orientato verso il minor prezzo, verso prodotti che qualitativamente sono di base, quindi che sono extravergini, ma io ho cercato per quanto riguarda i parametri di qualità del concorso, che sono ben al di sotto, come diciamo griglia di passaggio, no? Della 0,8 di acidità, è una bestemmia. Noi abbiamo 0,10, 0,12, quindi è ben al di sotto di questo, e questo deve portare la conoscenza verso il consumatore, perché e poi i polifenoli, l'amaro e il piccante non deve essere visto come una cosa negativa. Siccome il consumatore medio non fa un corso di assaggio, quindi il consiglio che io do ai non consumate olio che non sia amaro e piccante. Questo è il messaggio che bisogna fare. E possibilmente olio sardo, olio diciamo del territorio, perché questa è la dimostrazione. Poi, se si conserva bene l'olio, dopo un anno è ancora perfetto, e quindi anche questo bisogna far capire. Diciamo che il concorso svolge questa funzione, l'ha svolto per 30 anni, spero che continui a svolgerla e che la gente capisca anche il motivo che i produttori diciamo, prendano come insegnamento, se non hanno vinto, di cercare di migliorarsi per le future edizioni del concorso.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, benvenuti telespettatori di Telesardegna e Panorama Sardo. Oggi siamo a Cagliari per 3 giorni che vedrà protagonista il CCN di Cagliari, il centro commerciale naturale con tutti i suoi collaboratori. Marina Di Gusto incontra In Italy, un evento internazionale con l'obiettivo di uno scambio culturale fra l'Umbria e la Sardegna. Ce lo facciamo raccontare da Gianluca Mureddo, il presidente del CCN. Ciao Umberto. Allora sì, è stato un bel incontro quando ci siamo incontrati con il professor Luigi Mundula, che è il presidente del corso di specializzazione, che è una triennale all'interno dell'Università per gli stranieri di Perugia, che proprio insegna turismo, e questo evento che si chiama In Italy promuove i prodotti italiani. Dunque noi che abbiamo delle grandi eccellenze, insomma, ci siamo incontrati proprio per creare questo gemellaggio gastronomico, e il primo infatti è stato fatto proprio il 20 e 21 di aprile a Perugia, dove abbiamo portato i nostri prodotti all'interno dei ristoranti di Perugia, ma abbiamo portato anche la nostra esperienza e il nostro lavoro all'interno delle tavole rotonde dell'università, perché i dibattiti poi che si sono svolti a Perugia parlavano di turismo, artigianato, cibo, e noi questi valori fanno parte del DNA della Sardegna. Dunque abbiamo prima raccontato i nostri valori e poi abbiamo creato questo contest gastronomico nei ristoranti di Perugia, cioè dove abbiamo creato una fusion con i nostri prodotti come lo zafferano, il pecorino, il carignano e altri prodotti, creando dei piatti umbri proprio per gemellare questo abbinamento tra le due regioni. Devo dire che è stato molto divertente prima di tutto e poi insomma abbiamo avuto una bellissima risposta da parte della ristorazione, proprio perché questi
gemellaggi, oltre che aprire una conoscenza maggiore sui prodotti italiani, ma crea proprio una coscienza della promozione che può fare il turismo gastronomico. Cioè, quando si fanno questi eventi si fa veramente promozione gastronomica, sia dei prodotti ma anche del territorio, perché noi in abbinamento ai menù abbiamo messo come premio dei weekend gastronomici, questo sia a Perugia. Infatti abbiamo portato qui 20 cittadini di Perugia che hanno vinto questi weekend gastronomici in Sardegna. Adesso abbiamo fatto la stessa cosa con dei weekend gastronomici che si possono vincere all'interno del nostro contest che possono andare a Perugia. 12 ristoranti del quartiere Marina, oltre che a prendere il menù si può fare la fotografia del menù, si pubblica sulla nostra pagina web, chi prende più like vince un weekend gastronomico. L'importanza di creare, ma soprattutto portare avanti questi tipi di eventi servono non solo alla valorizzazione ma anche alla conoscenza. Beh sì, assolutamente l'idea è proprio questa, infatti l'aver creato un evento con un format diverso diciamo dal solito, e cioè quindi non il classico convegno con le presentazioni, ma un format tanto in forma di tavola rotonda, ma soprattutto in forma di gemellaggio tra regioni. Questa prima edizione come gemellaggio è stata fatta appunto con l'Umbria, ma il nostro programma è di allargarla con altre regioni italiane, ma in realtà abbiamo già contatti anche con altri paesi, in particolare il Portogallo, che ha già manifestato un interesse a fare un evento di questo tipo, ma anche il Messico. Quindi travalichiamo i confini delle regioni italiane, andiamo in Europa, ma anche oltre l'Europa. Quindi assolutamente questa diventa condivisione di conoscenza. E se non sbaglio, in particolare con l'Umbria, un evento che mettesse insieme le due regioni ancora non c'era stato in questi termini, quindi è conoscenza rispettiva dei rispettivi prodotti, delle rispettive competenze, scambio a livello anche accademico, ma non solo, di esperti, di produttori, e quindi possibilità anche di creare nuovi mercati. L'importanza dell'enogastronomia non solo regionale ma quella italiana. Oggi in questi giorni avremo la Sardegna in Italy insieme all'Umbria. Sì, ma l'importanza, io adesso vengo tra l'altro da un riconoscimento, mi hanno fatto ambasciatore della cucina italiana nel mondo, no? Quindi guardiamo al mondo, la cucina italiana è sicuramente importante perché è un brand, perché è un grande attrattore del turismo mondiale e quindi è importante. Calandoci a livello regionale, diciamo, la cucina italiana, grazie a Dio, si basa sulle regioni, quindi è sicuramente una somma di cucine regionali, con qualche piatto che possiamo dire quasi ormai nazionale, ma comunque ha molto radicato le sue appunto radici regionali, quindi stiamo parlando di tante cucine regionali. Ecco, io credo che conoscersi meglio, sempre pensando all'alta qualità dei migliori prodotti, perché ogni regione poi porta avanti un po' tutto giustamente, però diciamo pure c'è sempre una serie di prodotti di serie A che si impongono sia per la qualità ma sia anche per un minimo di organizzazione di produzione, perché lasciamo perdere le grandi eccellenze che sono proprio minuscole in un certo senso, che fanno onore quando uno va a visitare il paese, ma poi sono inessenziali in termini quantitativi e di immagine. Quindi ecco, io penso che questo sia sicuramente una cosa importante. Bisogna motivare, far conoscere meglio i prodotti di riferimento più importanti, coinvolgere la ristorazione, perché ovviamente è il tramite che porta questi prodotti trattati nel modo migliore al consumatore finale, e quindi operazioni come queste sicuramente sono più che positive, anzi io mi auguro che
che con la forza di Mundula, con la sua grande energia, riesca a riprodurle e poi anche a portarle fuori Italia, perché poi anche questo, cioè il vero apprezzamento è dove noi dobbiamo andare. Non è tanto e solo che il sardo venga in Umbria o l'umbro venga in sardo, che comunque fa bene, però fondamentalmente poi dobbiamo cercare di far venire la gente da fuori qua. Ecco, un po' questo è il mio pensiero. Fra i prodotti che verranno presentati in questa 3 giorni, i prodotti umbri che verranno preparati dai ristoranti cagliaritani, c'è un prodotto che è principe della cucina italiana, il tartufo, ce lo facciamo raccontare. Io mi chiamo Pietro Manna e lavoro nel gruppo Urbani Tartufi. In realtà sono un dipendente di Traffolland, che è la società del gruppo che si occupa di tartificoltura, perché il tartufo si può coltivare, tranne il bianco pregiatissimo che ancora, stiamo facendo dei tentativi, non abbiamo ancora dei risultati, non noi, in generale tutti quelli che si occupano del mondo di tartificoltura, non ci sono dei risultati standardizzati per la coltivazione. Per il resto gli altri tartufi, se ci sono le caratteristiche del terreno e dell'ambiente, si riescono a coltivare molto bene. Con questo tipo di coltivazione si andrà incontro anche ai consumatori? Sì, in realtà il tartufo naturale è sempre meno per causa del cambiamento climatico, dell'abbandono delle montagne e dell'eccessivo sfruttamento delle tartufarie naturali, mentre il tartufo coltivato è protetto dal fatto che coltiva recinta e quindi praticamente tiene fuori gli intrusi, irriga quando non piove, tiene pulito il sottobosco. L'opera che facevano le greggi una volta, che adesso insomma sono sempre meno, si fa meccanicamente con dei trattori, per cui si ricreano quelle condizioni che una volta erano naturali, adesso non lo sono più. Nelle tartufaie coltivate si riesce così a avere quella quantità di tartufo che viene sempre meno dalla produzione naturale, lo abbiamo con quello coltivato. In realtà, questa è una cosa che mi piace dire, la coltivazione non è una vera e propria coltivazione, si innesca un meccanismo che prima si innescava naturalmente e poi si lascia fare la natura, quindi il tartufo coltivato non è assolutamente diverso da quello naturale, è impossibile riconoscerli, per cui è solamente l'incipit che viene dato artificialmente, chiamiamolo così, e poi si lascia fare la natura tutto quello che avrebbe fatto comunque in un processo naturale. Un gemellaggio Sardegna-Umbria che vede protagonisti prima i prodotti sardi questo aprile scorso, adesso i prodotti umbri che verranno cucinati qua nei ristoranti cagliaritani. Sì, questa è la bellezza dell'Italia, le nostre regioni sono ricchissime dei prodotti enogastronomici e oggi viene celebrata la bellezza dei prodotti della Sardegna e dell'Umbria per portare vantaggi a tutte e due le regioni con i prodotti più importanti che sono anche un veicolo di promozione turistica straordinaria. Una Cagliari che si prepara anche al periodo natalizio nel migliore dei modi? Sì, sarà un periodo molto bello, come al solito la temperatura sarà accettabile rispetto al resto dell'Italia, sarà un periodo di festa con tanti concerti, con tante iniziative, con tanti villaggi di Babbo Natale e tanta solidarietà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bene, dopo le immagini delle tavole rotonde dei convegni entriamo nel vivo della Marina di Gusto in Italy, questo tour che vedrà protagonisti 12 ristoranti ma soprattutto una giuria d'eccellenza, e incontriamo il vice direttore di Italia a Tavola, Gabriele Ancona. Buonasera a tutti, stasera iniziamo questa seconda ondata di tour con la giuria dei 12 ristoranti tipici per valutare un po' le loro preparazioni gastronomiche. È una manifestazione molto interessante, un gemellaggio tra Sardegna e Umbria, alla scoperta della tipicità e del buon saper fare. Voi siete protagonisti, Italia a Tavola insomma è già da anni che si occupa di questi tipi di eventi. L'Italia a Tavola cerca di coprire il territorio nazionale, il mondo dell'oreca, il mondo dell'accoglienza e dell'ospitalità in genere. Quali saranno i criteri della giuria, al di là degli assaggi e della bontà di tutti questi prodotti che abbiamo visto già presentati nei giorni scorsi? Ma noi valuteremo la buona volontà e la professionalità innanzitutto. E torna ai nostri microfoni, alle nostre telecamere, Enrico De Finder. Enrico, una nuova iniziativa di Marina di Gusto in Italy, di nuovo a Cagliari con i prodotti umbri. Sì, certamente, quest'anno prodotti sardi e prodotti umbri, abbiamo fatto queste bellissime tavole rotonde oggi, domani invece avremo appunto, ancora terminiamo la gara con i ristoranti qua della Marina, di Cagliari Marina, e poi il congresso di Rotò che è la cena di gala stellata domani sera. Un anno costellato da tante soddisfazioni, da tanti eventi, che si conclude qui a Cagliari, il ritorno perché c'eravate anche l'anno scorso, però quest'anno con una diversità, i prodotti invece dei prodotti sardi, i prodotti umbri in Sardegna. Esatto, sì, prodotti umbri, dei grandi prodotti umbri, dai tartufi neri pregiati di Urbani alla lenticchia, a tanti altri prodotti interessanti, la cipolla di Cannara, tanti prodotti importanti ed interessanti che abbiamo elaborato e che degusteremo domani sera. Un'altra protagonista di questa giuria di In Italy è Silvia Barracchi, che ci ha raggiunto, un'esperienza anche la sua nazionale e internazionale, oggi a Cagliari questi prodotti umbri che incontrano la Sardegna. Allora, io sono prima di tutto, per me è la prima volta a Cagliari, quindi è una bella scoperta, una bellissima città, numero uno. Poi tante persone, tanti amici, anche questo fa bene a queste cose. E umbri, io sono ai confini, sono in Toscana io, ai confini con l'Umbria, quindi io un po' con parenti, nonna, così, che vengono dall'Umbria, quindi conosco anche bene quello che è la realtà umbra. E quindi sono contenta di dare il mio contributo e assaggiare, anche capire un po' com'è la cucina tipica di qui e quali sono proprio, magari qualche piccolo segreto, perché no? Ecco, quindi l'aspetta il ruolo di giurato, ma le volevo chiedere qual è il prodotto sardo che conosce di più o che ha assaggiato? Ce ne sono tanti, però che ti devo dire, oggi ho assaggiato per esempio la fregola o fregula, non lo so come dite voi, fregola, e anche la bottarga, ci sono tanti vini ottimi, avete veramente tante cose, il mirto.
non è la mia passione. Comunque, ecco, tante cose, e poi il porceggio mi sono provata, quindi le cose diverse sono state, e devo dire tutte cose buone. Vi aspetta un tour fra 12 ristoranti del quartiere Marina che rappresentano proprio la tradizione. Non è un tour, è un tour de force. È un tour de force, probabilmente. Cosa non solo si aspetta, ma quale sarà il metro di giudizio, se possiamo dire così? Non lo so, io mi sa che mi devo un pochino infilare nel ruolo, e quindi non lo so, devo vedere, devo capire un pochino anch'io meglio come si svolge questa gara, però sono pronta veramente a dare un giudizio perfetto, e non tentate di corrompermi, che io non voglio niente, sarò, diciamo, super partis. Un altro giurato, Gianni Tarabini, vecchia conoscenza, nel senso che lei è già stato qui a Cagliari nelle edizioni scorse. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo tour enogastronomico Marina di Gusto in Italy? Ringrazio dell'invito, questa bellissima manifestazione. L'anno scorso ero capitano della squadra, quest'anno mi hanno spostato la giuria. Certamente ci sarà una bella manifestazione, perché è anche il secondo anno, quindi anche le squadre certamente si saranno preparate, visto come l'anno scorso hanno avuto la prima fase, diciamo. Nel vostro lavoro è importante la ricerca, la conoscenza del territorio, ma soprattutto l'uso dei prodotti. Quest'anno si è scelto di fare Sardegna, Umbria, con gli chef, i cuochi sardi che cucineranno i prodotti umbri. Bene, dici bene, molto importante i prodotti e la conoscenza del territorio, ma non dimentichiamoci le persone che ci stanno dietro a questa produzione di produttori, quindi i piccoli produttori che ci permettono di fare questi capolavori di piatti con queste materie prime eccezionali. Abbiamo raggiunto l'ultimo giurato di questa kermesse in Italy con Marina di Gusto, Paolo Schiavo. Che ci dobbiamo aspettare da questo tour di 12 ristoranti che cucineranno prodotti umbri? Sicuramente la curiosità, la voglia di essere stupito, impressionato da quello che i nostri cuochi sono in grado di proporre e ci vogliono sottoporre per farci vedere che cosa loro sono in grado di fare e sono in grado di presentare ai loro ospiti. Lei arriva da Lecco, un altro territorio straordinario della nostra Italia. Quanto bisogna impegnarsi per fare questi tipi di eventi e soprattutto questi tipi di connessioni? Questi tipi di eventi e questo tipo di connessione richiedono molto tempo, richiedono una disponibilità economica e richiedono la capacità di coagulare attorno all'evento delle competenze che ci sono, ma vanno appunto messe in connessione. Quindi pazienza, voglia di ricerca e desiderio di proporre cose magari anche nella quotidianità, ma sicuramente eccezionali al nostro pubblico. Bene, allora vi abbiamo presentato la giuria, vi abbiamo presentato i concetti fondamentali di questo evento, non ci resta che iniziare il nostro tour. Io e Antonio Carta siamo pronti per andare a vedere questi piatti straordinari e queste creazioni. Lenticchie di umbre
con tartufo, e poi abbiamo la polenta naturalmente e un po' di salsiccia. I prodotti che appunto ci hanno omaggiato dall'Umbria, quindi la cipolla, il carciofo e qualcos'altro, il tartufo. Ho cercato di capire come potevo abbinarlo a questo raviolo ripieno di farcia d'agnello, cioè agnello, timo, un pochino di patate, non ha nient'altro. Fuori ho abbinato con una crema di pecorino la cipolla rossa che ci hanno appunto omaggiato e il guanciale croccante che produciamo noi, è una pancetta arrotolata, non un guanciale croccante che produciamo noi nella nostra azienda da maiale sardo allo Stato Brado. Quindi ho cercato di fare questo abbinamento ricordando un po' il rancetto. In Umbria fate lo spaghetto, fanno quello sotto è una crema di carciofi, sì. Abbiamo una parbola rivisitata, con parbola, sì, con una foglia di yuzu in tempura, dolce, una mousse al cioccolato, e un chicco di caffè fatto con cioccolato, un fiore edibile e un sakura mix.
Allora, dicevamo bruschettone, su pane rustico abbiamo olio, sale e pepe, uovo strapazzato, stracciatella di burrata e il tartufo nero umbro. Allora, una cialda di Seara ripiena di cipolla di Cannara, insalatina di carciofo dolce, una salsa al vermentino e una mousse di cioccolato e lenticchie. Grazie a voi, buon proseguimento. Dica chef. Allora, la cialda è una pasta amata di Seara. L'interno è un'insalatina di carciofo dolce e cipolla di Cannara, la salsa al vermentino e la mousse è una mousse di cioccolato 60% umbro e lenticchie. Allora, abbiamo uno spaghetto con biscuit di crostacei locali, con una delicata salsa di cipolla di Cannara, con delle gocce di olio di basilico. Una mousse al cioccolato aromatizzata al tartufo, sopra una crema pasticcera di nostra preparazione aromatizzata al basilico. Ha una farcia di agnello IGP sardo con all'interno patate allo zafferano,
E poi abbiamo aromatizzato i carciofi freschi e anche la mousse di carciofi con l'olio Evo di Perugia. E come finale troverete le noci e le scaglie di tartufo. Panettone al tartufo con pere e cioccolato, una crema al mascarpone e sopra lo zabaione al moscato e sopra 2 scaglie di tartufo. Dall'Umbria, Andrea Impero, Stella Michelena Borgobuccia. Gianni Carabini, Stella Michelena e Stella Verde alla Florida. Lui è nobile, lui si siede con i clienti, nobile. Poi la mia preferita, Silvio Baracchi, recitò per la Sardegna, Marco Marras, Stella Michelena, vicino a Verona, Villa Cordevigo, un grande ambasciatore della cucina sarda in giro per il mondo. E poi Cristian Benvenuto che ha fatto il dessert. Cannoli, Giovanni Corretto, consigliere nazionale Eurotop Sicilia, Matteo Di Maria, consigliere regionale della Sicilia. Forse dentro qualcuno ti manca? Carlo, vieni Carlo. Braccio Brancaccio Roma, il dottore Paolo Schiavo, dov'è? Il dottore portiamolo perché questa banda di notte ha vinto la squadra di Priolo, rappresentata da vieni Leonildo, Denis, Luigi, Romina, anche tu Romina, vieni. Marina di Gusto è un prodotto consolidato che il Consorzio porta avanti già da anni. L'abbinamento con In Italy lo fa diventare internazionale. Allora sì, devo dire che personalmente In Italy è un evento che mi piace tantissimo perché promuove le essenze e i valori proprio del raccontare l'Italia, cioè dunque la raccontiamo sulla terra, sui prodotti, sulla cultura, sull'artigianato, ma viene raccontato dando anche la giusta coscienza agli studenti e a chi ci ascolta di quello che serve, idee nuove per creare azioni di promozione di coscienza utili soprattutto alla crescita della società.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con Francesco Porcu. Partiamo dall'ultimo report che è dedicato interamente ai giovani, allo studio dei giovani, e lo vedremo punto per punto. Il primo, il 16,7% dei ragazzi che studiano all'università in Sardegna, residenti in Sardegna, circa 45.000, il 16,7% ha scelto di abbandonare l'isola. Sì, parliamo di oltre 7.000 universitari sardi che studiano in altre università italiane. E il dato ancora più preoccupante è che una parte significativa di questi non torna in Sardegna e quindi non trova locazione nel tessuto produttivo isolano. Il secondo dato è ancora più allarmante, perché voi avete analizzato il dato che riguarda il numero degli studenti che si sono persi negli atenei sardi negli ultimi 10 anni. Sì, c'è una contrazione significativa della popolazione universitaria, il dato è quello che ricordava lei, che va letto poi in parallelo al dato complessivo che riguarda, come dire, lo spopolamento e l'andamento anche degli indici demografici. Negli ultimi decenni la popolazione universitaria, quindi nella fascia 19-24 anni, si è ridotta di 22.000 unità. Quindi noi siamo di fronte a questo dato che da un punto di vista della prospettiva non può che preoccuparci, di una emigrazione molto forte della popolazione, diciamo, studentesca e anche un assottigliarsi della platea dei potenziali soggetti universitari.
Tutto questo considerato che abbiamo una prospettiva in cui l'economia è sempre più caratterizzata da questi processi di innovazione tecnologica molto spinti, quindi parliamo di rivoluzione digitale, transizione ecologica e ovviamente il capitale umano farà la differenza. Questo per dire che questi fenomeni sono fenomeni che noi pensiamo siano sottovalutati dalla classe politica e non stiano nell'agenda della politica in cima invece alle priorità di cui bisognerebbe occuparsi, e questo significa che noi rischiamo, come dire, di condannare la società sarda e quindi il tessuto produttivo e l'economia della nostra regione a una condizione di declino se non siamo in grado, soprattutto nel prossimo decennio, di invertire questa tendenza. Allo stesso tempo i due atenei isolani sono poco attrattivi nei confronti dei ragazzi che potrebbero arrivare dalle altre regioni o dall'estero. Voi avete calcolato che 10 anni fa erano 250, nell'ultimo anno 731. Sì, sono questi dati, che significa che meno del 2% della popolazione universitaria sarda è formata da studenti che arrivano da fuori, il che significa una scarsa attrattività del nostro sistema universitario, e quindi tutto questo concorre a creare quelle condizioni di debolezza di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il dato più allarmante comunque riguarda i NEET, ossia i giovani in un'età compresa tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano e rappresentano un quarto della popolazione giovanile. Assolutamente sì, ed è l'altro aspetto tragico e drammatico da un punto di vista della prospettiva. Quindi abbiamo di fronte una condizione in cui una gran parte, diciamo, della popolazione giovanile è sfiduciata e di fatto non concorre e non aspira neppure a trovare un lavoro. In altri report precedenti a questi abbiamo segnalato come circa 270.000 sardi, e quindi sono attivi, potrebbero di fatto preoccuparsi di cercare un lavoro, sono del tutto disinteressati, e quindi noi abbiamo una percentuale davvero significativa della popolazione che ha perso ogni speranza di potersi inserire nel circuito, diciamo, produttivo del lavoro e nel pensare di poter dare e di offrire un proprio contributo a un processo, diciamo, di modernizzazione e di sviluppo della nostra isola. Ultima riflessione sul report che riguarda lo studio e i giovani, prima di passare a un altro argomento, e riguarda il fatto che appena il 22,1% degli occupati in Sardegna ha un titolo accademico. Sì. Questa assolutamente sì, il dato va letto, se lo leggiamo in comparazione con quanto avviene per esempio negli altri paesi europei. Noi abbiamo la metà, diciamo, dei laureati in età lavorativa rispetto alla Francia e alla Spagna, e questo ovviamente ci dice di quali sono gli elementi di preoccupazione se guardiamo appunto alla prospettiva, perché stiamo davvero rischiando di non agganciare poi il treno dello sviluppo. Voltiamo pagina, parliamo di super bonus con l'approvazione della legge di bilancio di ieri. Il super bonus viene archiviato. Viene archiviata la possibilità che noi abbiamo sostenuto fino a queste ultime ore di inserire, questa era la nostra richiesta insieme alle altre grandi confederazioni, di poter inserire una proroga e considerare ovviamente con un livello di intensità di aiuto pari a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, tutti i lavori che venivano portati a uno stato di avanzamento pari al 60%. Questa
richiesta non è stata accolta, e questo significa che comunque che ci saranno decine di migliaia di cittadini e anche decine di migliaia di imprese che rimarranno in mezzo al guado, e si tratta comunque di un fatto e di un fenomeno che dovrà essere in qualche modo recuperato, perché qui si rischia grosso. Dall'altro capiamo comprensibilmente la difficoltà e quindi la necessità anche per il governo di trovare delle soluzioni, perché il super bonus da un punto di vista dei crediti e in termini di indebitamento si è dimostrata una zavorra davvero molto pesante per il bilancio dello Stato. E siamo al bilancio di questo 2023, com'è stato? È stato un anno caratterizzato da luci e ombre. Ovviamente in parte era attesa una contrazione dell'economia, abbiamo avuto un ultimo biennio, il 21 e il 2022, giocato un po' sugli scudi, la chiusura della fase pandemica, una ripresa davvero molto forte dell'economia, il gioco che sono stati in grado da un punto di vista dei contributi di fornire tutto il sistema degli incentivi, per esempio il super bonus, e quindi era preventivabile una condizione, come dire, di assestamento, e quindi il 2023 si chiude tutto sommato con una crescita che non è quella sperata. I problemi li abbiamo da un punto di vista della prospettiva sul 2024, perché i dati che ci parlano di un'economia che tende alla stagnazione, una crescita davvero molto bassa. Il 2024 inizierà con una nuova politica regionale, si riparte per i prossimi 5 anni. Che cosa vi aspettate? Ma intanto ci aspettiamo che la politica trovi un assetto, come dire, più avanzato, che acquisisca la consapevolezza sulla necessità di riordinare un po' la filiera amministrativa della regione. È necessario dare una mano e un supporto significativo al sistema delle autonomie locali. Se vogliamo poi far propri gli slogan di cui tutti ci riempiamo la bocca da un punto di vista della semplificazione, del riordino quindi della filiera amministrativa, che sono condizioni necessarie e irrinunciabili per poter scaricare a terra e spendere bene le risorse che comunque sono ingenti del PNRR e dei fondi europei. E quindi ci attendiamo che la politica riesca in questa azione, perché per i prossimi 5 anni per la Sardegna, nei grandi problemi sulle riforme, noi giocheremo una parte che diventerà davvero decisiva se non vogliamo perdere definitivamente il treno dello sviluppo. Molto bene, grazie davvero Francesco Porcu. Siamo in chiusura anche di questa puntata che ci accompagna verso le festività di fine anno. Auguri e grazie, buon lavoro buon 2024. E auguri anche a voi, grazie. Alla prossima settimana. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.